Buon pomeriggio dal Comunale Paolo Barison di Vittorio Veneto per trasmettervi le due finali, terzo e quarto posto e primo e secondo posto del secondo torneo nazionale Vittorio Veneto, 22esimo trofeo ristorante Daloris categoria esordienti A9 e anno 2014, quindi l'annata in queste tre giornate, 1, 2 e 3 maggio, che abbiamo visto esibirsi in campo riguardano appunto i 2014, ma c'è anche qualche 2015 di quelli ben messi in campo, è il caso di dire. Stiamo osservando l'ultima gara prima della finale appunto terzo o quarto posto e della finale quinto o sesto posto, che vede in campo due formazioni venete, il Cittadella e il Treviso, e allora il triplice fischio finale arriva adesso a concludere questa finale che vede il Cittadella battere il Treviso per 2-1. È stata una bella gara questa che abbiamo visto tra le due formazioni venete. Andiamo un po' a ricordarvi che la finale 19-20 posto è andata al team Leo Academy, che ha battuto la Leo Oderzo per 3-0. La finale 17-18 ha visto il Bassano e il Vittorio Falmec pareggiare per 1-1. Poi si sono giocate le due semifinali che hanno decretato appunto le finaliste. Nella prima semifinale la Liventina ha battuto il Lanerossi Vicenza per 2-0, molto bene, e nella seconda semifinale la Fiorentina ha battuto il Calcio Padova per 2-1, quindi Fiorentina e Liventina saranno le finaliste di questo torneo. Lanerossi Vicenza Calcio Padova sarà la finale terzo quarto posto per quanto riguarda questo torneo. A seguire si sono susseguiti 15° e 16° posto con il Porto Mansuè che l'ha spuntata sul Conegliano per 2-1, finale 13° 14° posto, le Dolomiti Bellunesi hanno liquidato con un secco 3-0 il Mestre. Poi abbiamo la finale 11° 12° posto con la vittoria del Nuovo Pordenone per 1-0 sul Borgoricco Campetra United, finale 9° 10° posto, il derby tutto udinese, o meglio tutto friulano, con l'Udinese che ha battuto il Cerlins Musane un po' in difficoltà, 3-2 il risultato. Finale 7° 8° posto con la Sestese Calcio, che è stata seguita da un nugolo importante di papà, di mamme, di genitori, insomma di parenti tutti, che hanno sostenuto i ragazzi per la vittoria 4-3, anche se il Campodarsego non c'è stato e ha giocato alla morte questa partita. Finale quinto e sesto posto, come vi dicevo, il Cittadella ha battuto il Treviso per 2-1 e adesso la perdente della semifinale 1 contro la perdente della semifinale 2, ovvero Lanerossi Vicenza e Padova. Queste le due formazioni che vedremo tra poco in campo. Io vi do, non diciamo le formazioni perché abbiamo una lista completa, poi vedremo di raccapezzarci un attimino con i nomi e con i ruoli. Allora, per quanto riguarda la formazione del Lanerossi Vicenza, vi do la lista esatta: Giacomo Basso, Ettore Benazzato, Francesco Castellan, Usci Cadiu, Aaron Ferraro, Marco Dissegna, Francesco Guarise, Ryan Hasani, Mattia Mosele, Gianfilippo Nussio, Angelo Paolillo, Ettore Scappin, Brian Scremin, Filippo Peruzzo. Con il numero 1 dovrebbe essere il portiere, Dwarkin Rodion con il numero 13, poi Lav Petrovic con il 15, poi abbiamo Sueletto Anna e Sueletto Lucia, quindi due ragazzine, con il numero 10 e il numero 20 che abbiamo visto già in precedenza nelle finali e nelle semifinali. Ed eccole qui le due formazioni che sono schierate in mezzo al campo, con Lanerossi Vicenza in maglia nera con bordo bianco rosso, mentre il Calcio Padova è in completo maglia bianca. Vediamo anche la lista per quanto riguarda il Padova, che porta Filippo Bassanese, Alain Boldrin, Mustafa Bonqual, Alessandro Checchin, Ettore Cignoni, Stefano Diserò, Mattias Giantin, Edoardo Grossi, Diego Littamè, Alessandro Maretto, Andrea Massari, Brando Rampin, Diego Ricupito, Edoardo Ruffato, Lucas Soligo, Filippo Vanzelli, Brando Zanchi e Riccardo Zennaro. Ad allenare
il gruppo del Calcio Padova è Piero Violato, mentre dalla parte opposta del Lanerossi Vicenza abbiamo Antonio Anastasio. Questi i due tecnici che guideranno appunto le due formazioni. In campo sta entrando appunto il Calcio Padova, che va a sistemarsi, penso, per la fotografia di ritorno. Hanno un modo tutto loro di posizionarsi in mezzo al campo, con 3 o 4 persone che sono in mezzo al cerchio che stringono, e qui c'è l'urlo appunto dei ragazzi per quanto riguarda la loro squadra, la loro società. Già schierata invece in campo la formazione del Lanerossi Vicenza. Vi ricordo che si gioca sui tempi di 20 minuti per tempo, quindi 2 frazioni di gioco da 20 minuti. In caso di parità ci saranno i rigori. Per quanto concerne la partita, poi faremo partire, ecco che è partita la gara in questo frangente, mi ha colto un po' di sorpresa, stavamo ancora e parlando appunto di questa gara che è andata ad iniziare proprio adesso, e quindi la prima azione l'aveva portata avanti il Lanerossi Vicenza, poi fermato subito dalla Padova che riparte con il numero 19 Lucas Soligo. Viene ancora lui, sempre Soligo, a manovrare palla, mette dentro in mezzo per verticalizzare, ma arriva prima il portiere del Lanerossi Vicenza, che in completo rosa lancia lungo oltre la metà campo per il numero 14, che è Brian Scremin. Se ne va fino in fondo il numero 20 della formazione del Padova, mette il pallone in fallo di fondo e quindi sarà un calcio d'angolo. In questo momento mi trovo già in difficoltà perché non ho il numero il 24, perché non avevo il numero 20, quindi Riccardo Zennaro con il numero 24 per quanto riguarda Padova. Dalla parte opposta va a prendersi il pallone il numero 10 per quanto riguarda il Padova, Alessandro Maretto, che con le mani prova a far viaggiare i suoi lungo la fascia destra del campo. Risponde subito il Lanerossi Vicenza, che perde palla, e allora l'imbucata molto carina, molto bella e molto valida, su cui però si accartoccia a terra il portiere della formazione, il portiere con il numero 1 della formazione del Lanerossi Vicenza, che è Filippo Peruzzo, che fa viaggiare ancora i suoi. In mezzo al campo c'è Petrovic, che va di fino per portare avanti questa palla, poi cerca l'imbucata, non ci riesce, allora può ripartire ancora una volta la formazione del Padova, che è una formazione, poi vi spiegherò. Attenzione il tiro, e c'è il primo tiro che arriva da lontano del numero 7 del Padova, che è Mattias Giantin, che colpisce la traversa. Vi dicevo, lo abbiamo vista in precedenza giocare il Padova, è una formazione è un po' lo stile del Calcio Padova, l'abbiamo visto perdere contro la Fiorentina, ma a far soffrire la Fiorentina, perché ad un certo punto qualche cosa in più la formazione padovana meritava per quanto riguardava la partita che si è disputata appunto nel primo pomeriggio. Esce ancora, ecco, una delle due ragazzine che gioca con il Vicenza, il numero 10 è Anna Suelotto, dotata tecnicamente, fisicamente, chiaramente lei è una, vediamo se troviamo anche l'annata, è un 2013, quindi è un 2013, però messa in un contesto appunto maschile qualche cosa cede fisicamente. Molto brava invece a livello tecnico, eccola che prende palla, cerca di andarsene, marcamento tra l'altro aggressivissimo da parte della squadra avversaria, perché ormai si sono passati la parola. Attenzione, il primo lancio in avanti per sfiorare il gol con il Padova, che va vicino alla prima realizzazione, palla che termina sul fondo, e allora niente da fare per quanto riguarda la compagine patavina allenata da Piero Violato, che continua a dare delle indicazioni a bordo campo.
Viene a prendersi la palla un giocatore del Rossi Vicenza, non riesce a controllarla e allora può ripartire ancora con qualche difficoltà il Vicenza, che mette lungo per cercare di pescare il suo centravanti lì davanti. Poi con il numero 1 del Padova, il portiere, che è Andrea Massari, va a raccogliere questa palla. Qualcuno dalla tribuna aveva protestato perché sembrava che l'avesse raccolta fuori dall'area di rigore, niente di più sbagliato, e quindi tranquillamente si è ripreso a giocare ancora una volta con la formazione patavina, che costringe ad andare indietro il Vicenza. Lancio lungo, poi il tentativo di andare a stopparsi questa palla per quanto riguarda il giocatore numero 20 della formazione patavina. Ancora il pallone che viene giocato a terra, buono il controllo di palla, e allora ancora sulla fascia sinistra del campo il tentativo di Asani Ryan di andarsene, non riesce, viene fermato, e allora dalla parte del Padova sulla fascia sinistra del campo abbiamo il giocatore con il numero 20 che effettivamente non mi figura in lista, quindi signori miei scusatemi, insomma questo biondino per il momento viaggerà con il numero 20 sulle spalle. Sarà questa anche la dicitura che darò al giocatore. Me ne dispiace, però la lista non lo comprende. Spero di non sbagliarmi io, però non lo vedo e quindi nulla di fatto. Il tiro, e c'è il gol del numero 23 Zanchi Branglo. È il gol del Padova, che dai 25-28 metri va al tiro da lontano, molto buono, una bella coordinazione. Zanchi mette nel sacco il pallone ed è il vantaggio del Calcio Padova sul Lanerossi Vicenza. 1-0 Padova, e allora tutto da rifare per quanto riguarda il Vicenza, che adesso dovrà cambiare anche il modo di giocare. Vedremo se si porterà in avanti con più intensità o se proverà ugualmente a mantenere. Non c'è stata grande euforia da parte dei padovani in panchina, e non c'è stata grande disperazione da parte dei vicentini in panchina, quindi tutto normale. La partita è appena iniziata, quindi nessun problema, mentre fanno ingresso in campo anche già le altre due formazioni che vanno al riscaldamento, e cioè sono la Fiorentina e la Liventina. La Liventina è stata veramente molto brava nella semifinale, dove l'abbiamo vista impegnarsi e giocare molto bene contro il Lanerossi Vicenza, vincendo per 2-0. Il tentativo ancora in contropiede, questa volta non riuscito, il portiere si salva, poi c'è un fallo da parte di un giocatore, il numero 6 della compagine di Vicenza, ed è Ettore Benazzato, classe 2014. Ai 9:15 sistemata la barriera con il numero 7 padovano Mattias Giantin, che proverà, l'intenzione forse con un uomo in barriera è quello di trovare il tiro, in effetti sul primo palo, però colpisce la barriera e nulla di fatto. Ancora la difesa del Lanerossi Vicenza che riesce a portare fuori il pallone, poi perduto, e allora lo mette in mezzo all'area, però riguadagna un pallone, lancio lungo verso il centravanti in maglia nera con una striscia e una fascia che è bianco-rossa. Un po' di confusione adesso su questa ripartenza da parte del Padova, poi c'è il fallo, la spinta da Tergo che l'arbitro non perdona, giustamente, e allora può ripartire la formazione di Vicenza con la punizione che viene battuta quando al nostro crono scocca l'8° minuto di gioco. 8° minuto di gioco, con il numero 9 che prova a manovrare con pallone ai piedi. Era Asani che aveva tentato di liberarsi per andare al tiro, poi ha servito il numero 5 dalla parte opposta, Gianfilippo Nusso,
pallone che viene sprecato, allora nulla di fatto con il rinvio lungo abbondantemente oltre la metà campo. Campo è un pochino ridotto, lo sappiamo. Attenzione, un disimpegno non buono da parte del Padova, poi sulla linea di porta si salvano quelli del Vicenza, prova a ripartire ancora la formazione padovana con un po' di confusione, marcatura a 3 addirittura su di un uomo, poi il tiro, attenzione, va al tentativo di tiro per il passaggio del numero 7 Mattias Giantin, che non trova compagno in grado di deviare a rete. Ancora Giantin, palla tra i piedi, molto buono il suo 1-2, ancora può giocare sempre con il numero 20 padovano che se ne va 1 contro 1, molto bravo il giovane, lo ferma soltanto il numero 9 Ryan Hasan. Ancora sulla fascia sinistra del campo si gioca, buono la finta di corpo di questo piccoletto che però dimostra già di saper ben giocare, il numero 19 di Casa Padova che manovra Lucas Soligo. Lucas Soligo, il cognome mi fa ricordare il capitano del Venezia, se non erro, e non vorrei mai che fosse magari il figlio, è un 2014, ci potrebbe anche stare, però insomma prendetelo non ho la possibilità adesso di scoprire e di guardare su Google o di informarmi, quindi prendetelo così, è una mia sensazione. Lucas Soligo, ma potrebbe essere o non potrebbe essere. Ancora la palla che termina fuori, sempre questo biondino del Padova con il numero 20 sulle spalle che prova a manovrare, a mettere in cammino ancora i propri, guadagna una rimessa in gioco con le mani, ancora se ne occupa lui stesso, poi Lucas Soligo ancora che sta facendo veramente molto bene, sta andando da destra a sinistra, è un buon giocatore. Il tentativo, questa era una bella imbucata con il tentativo di andare al tiro al volo, non ci è riuscito, palla che è scivolata via e quindi nulla di fatto per quanto riguarda la compagine di Padova che sta controllando il vantaggio acquisito con Zanchi. Palla ancora con il tentativo del Padova di venire in avanti, è in difficoltà il Vicenza che sta subendo un po' le ondate d'attacco del Padova che non demorde, anche se passato in vantaggio ha sempre provato a spingere fino adesso e il Vicenza è un pochino in difficoltà, soprattutto poi nell'impostazione della partenza. Vedete come la difficoltà, c'è il pressing altissimo del Padova che mette in difficoltà il Vicenza. Ancora si gioca con il numero 24 Zennaro che prova a trovare palla fuori gioco, viene fischiato e fermato il giocatore del Padova. Nulla di fatto, sempre 1-0 quando i minuti sono 12 qui al Comunale Paolo Barison di Vittorio Veneto. Lo ricordo, si sta giocando il secondo torneo nazionale Vittorio Veneto, 22esimo trofeo ristorante da Loris 2026. Un saluto, ancora non l'abbiamo visto, un saluto va all'amico Loris, insomma, che è impegnato da anni in questa volontà di far crescere un settore giovanile che con la crisi italiana del calcio, insomma, deve e può crescere. Dobbiamo essere sinceri anche, lo siamo stati in precedenza dicendo che la partita che avevamo finito di vedere, cioè Cittadella Treviso, due squadre della provincia, due squadre venete meglio dire, ci aveva entusiasmato, c'era piaciuta. Devo dire poi che il livello secondo me, attenzione a questa azione sempre di questo numero 20 del Padova
che non riesce a concretizzare, quindi nulla di fatto. Vi dicevo, questa partita Cittadella Treviso molto, molto bella, con dei buoni numeri e con delle buone personalità. Sicuramente, non so se magari mi sbaglierò però il numero 10 del Cittadella forse ambirà ad essere uno dei migliori giocatori del torneo. Prendetela ancora una volta con le pinze e con le molle, non so nulla, ma così di prima impressione, guardato questo giocatore, ci è piaciuto tantissimo qui in cabina stampa. Vi dicevo di un livello del settore giovanile che abbiamo visto in questi 3 giorni, leggermente, dico leggermente per no, attenzione ancora, bravissimo Soligo, ed è il gol numero 2, il raddoppio per la formazione del Padova, che con Lucas Soligo, classe 2014, nato il 22 settembre, va a portare il raddoppio in casa Padova. Quindi Padova 2, Lanerossi Vicenza 0. È un Vicenza che ha subito nettamente il pressing iniziale e la velocità iniziale del Padova, che non ha rallentato nonostante i 2 gol effettuati così in maniera velocissima, perché sono trascorsi soltanto 14 minuti e 31 di gioco, quindi c'è ancora parecchio da giocare. Per quanto riguarda il primo tempo 6 minuti, mentre poi ci sono gli ultimi 20 minuti di gioco appunto nella seconda frazione. Terminiamo il discorso che stavo facendo prima sul settore giovanili, che sono naturalmente le idee, che sono i miraggi, chiamiamoli così, di una federazione italiana gioco calcio che deve ricostruirsi, che deve rinascere, e dovrà farlo attraverso i settori giovanili sicuramente. Ecco, quelli che abbiamo visto in questi 3 giorni, diciamo che sì, ci sono delle cose interessanti viste, però rispetto agli anni precedenti, quando in questo torneo gravitavano magari anche squadre con maggiore personalità, con maggiore carisma, tipo Inter, tipo Atalanta, tipo Milan, si vedevano subito i nomi che avrebbero potuto etichettare, avrebbero potuto ritagliarsi uno spazio nel mondo calcistico italiano, e poi se lo sono anche ritagliati. In questa edizione, diciamo che non abbiamo visto grandissime cose, abbiamo visto buone espressioni di gioco, abbiamo visto buoni giocatori, però per il momento, insomma, qualcosa in più si sarebbe potuto vedere, si sarebbe potuto richiedere. Attenzione, un altro sbaglio della formazione dell'Lanerossi Vicenza, che va a portare un pallone servito proprio di piattone a Soligo, che poi si è lasciato andare, il tiro è volato alto sopra la traversa, nulla di fatto. 2-0 sempre il risultato, 16 minuti e 31 di gioco qui al comunale Paolo Barison di Vittorio Veneto, dove si disputa, attenzione, buona ancora il movimento di palla, altrettanto bene con Soligo, il numero 19, che poi non trova più spazio sul campo, palla che termina in fallo laterale. Allora con le mani la rimessa in gioco, ancora Soligo che è dappertutto, deve concedere qualche cosa a livello di centimetri ai suoi compagni ed avversari in campo, però signori miei, la differenza la sta facendo. Poi va in marcatura, tra l'altro, anche su un giocatore che è un po', non dico il doppio di lui, ma insomma abbastanza alto rispetto a lui, che è un pochino da attendere, come si suol dire. Eccolo ancora che va a prendersi e a riprendersi il pallone, lo rigiocano, poi lo perdono quelli del Padova. Adesso il Padova deve stare attento a non ciondolare, a non mollare naturalmente la presa, se vuole portare a casa questo incontro, se vuole portare a casa questa finale, questo terzo posto naturalmente, che per il momento sorride appunto al Padova con il doppio vantaggio, gol di Zanchi e di Soligo, 2-0. Palla che viene buttata in avanti con le mani
al Vicenza manca soltanto la possibilità di trovarsi dalla parte opposta del campo. Adesso ci prova, supera la metà campo, ma viene bloccato ancora da questo giocatore, da questo numero 20, che non trova il nome per quanto mi riguarda, però insomma bravo anche lui nel mettersi in mostra e nel fare gioco fino a questo istante. Dalla parte opposta si muove Castellan, che fa girare palla sulla fascia, palla che poi si perde in fallo laterale. È lo stesso Castellan che cerca di andare in anticipo, poi con una strattonata ferma il suo avversario. L'arbitro non è di questo avviso, lascia andare, allora può ripartire ancora la formazione di Vicenza, bloccata sul nascere, nulla di fatto. È ancora in Vicenza frastornato dall'1-2 che gli ha rifilato in pochi minuti appunto Zanchi e Soligo, e il Padova si trova per il momento in vantaggio e quindi al terzo posto in classifica dovesse finire così, però c'è tempo, molto tempo. In avanti ancora la compagine patavina che cerca di manovrare molto bene con Soligo, che va a prendersi palla sulla fascia destra del campo, entra in area, la mette dentro forse un po' troppo forte, palla che è sorvolata sopra la testa di uno dei compagni di squadra di Soligo, palla che viene ripresa dal numero 23 che è Zanchi, uno degli autori del gol del Padova, palla che però poi si perde sul fondo e può ripartire la formazione di casa con un leggero anticipo, forse no. 19:55 al mio Chrono Quartz, termina qui il primo tempo di questa gara che vede per il momento in vantaggio 2-0 il Padova, con gol di Zanchi e poi di Soligo che stanno dando per il momento il vantaggio ai patavini. Tra poco ci risentiamo perché non ci sono i classici 15 minuti di stop, quindi saremo ancora più brevi, ancora più veloci per rientrare in campo. Intervallo di Vicenza Padova sul punteggio di Padova 2, Vicenza 0, la finale per il terzo e quarto posto, mentre stanno già iniziando le operazioni di riscaldamento Liventina e Fiorentina, squadre che daranno vita alla finale per il primo e il secondo posto. Ora qualche istante di pausa e poi Padova e Vicenza riprenderanno con il secondo tempo della loro partita. Ricordiamo che al termine della finale inizieranno le premiazioni della manifestazione. Rientriamo in campo come stanno facendo i due arbitri, perché queste finali hanno la caratteristica di avere due arbitri, quindi un arbitro sulla fascia destra e un arbitro sulla fascia sinistra a controllare insomma l'andamento della gara. Rientrano in campo le due squadre, chiaramente non controlliamo, meglio controlliamo, però i numeri non sono quelli normali dall'1 all'11, quindi poi ci accorgeremo insomma volta per volta di quanti cambi sono stati effettuati da una e dall'altra parte. Inizia intanto la gara con il primo pallone che viene giocato dalla formazione patavina, bloccata sul nascere dal Vicenza che adesso guadagna palla, la mette lì in avanti cercando di portarsela il più vicino possibile all'area di rigore della formazione di Padova, non riesce, si ritorna indietro. Buona la scelta anche del numero 21 che è Edoardo Grossi, che è rientrato. Eccolo Edoardo Grossi che mette dentro questa palla interessantissima per il tentativo del numero 4 Bonuhal Mustafa di andare al tiro, non riuscito. Poi il colpo di tacco, ancora un po' di confusione, alla fine ci pensa il numero 2 Bassanese ad andare al tiro
palla che però termina altissima sopra la traversa, quindi nulla di fatto, mentre sullo sfondo magari avrete già avuto modo di vedere le maglie classiche tipiche viola della formazione della Fiorentina, che sta svolgendo il suo riscaldamento, mentre dall'altra parte del Barison la formazione della Liventina, la formazione trevigiana della Liventina, con una grandissima partita disputata contro proprio il Lanerossi Vicenza, si è guadagnata la possibilità di cercare di vincere questo trofeo con lo scontro che tra poco vedremo contro la Fiorentina. Manovra ancora il Padova, poi campo terminato, campo finito, e allora palla che è terminata in fallo laterale per il numero 21 Grossi. Si fa vedere molto bene dall'altra parte Giacomo Basso del Vicenza, palla che viene concessa al numero 13 mi pare in porta, vediamo se ho letto giusto il numero oppure se è il classico numero 12. Palla che viene messa dentro ancora, il tentativo di ribaltarla e ci provano ad andare vicini al gol, nulla di fatto, però è una bella occasione questa per la compagine del Vicenza, che viene spinta dai suoi tecnici a provarci quantomeno. Pallone che ancora viaggia sulla fascia sinistra del campo, palla che termina fuori, no, è il 12 il portiere, giustamente il numero di riserva Francesco Guarise in porta per quanto concerne il Padova. Sfrutta un calcio d'angolo il Vicenza, mette dentro questo pallone, il colpo di testa, poi una serie di deviazioni, palla che arriva molto lenta tra le braccia del portiere del Padova. Anche il Padova ha cambiato il portiere, mi pare che sia il numero 22 ed è Filippo Vanzelli, che difende i pali, difende la rete della formazione di Padova. Lancio lungo ancora a pescare un giocatore però in maglia bianca. Ecco la risposta sempre delle maglie bianche del Padova, che vengono in avanti massicciamente. Il tiro ancora del numero 21 Grossi, che si schianta contro un suo avversario, palla che termina fuori. È vicino l'arbitro, che può dire appunto di aver visto il pallone uscire. Paolillo non ce la fa a controllarlo e quindi ancora una volta il Padova in avanti. Padova che manovra 1-2 bloccato sul nascere, prova a ricucire tutto con una ripartenza affidata al numero 16 del Vicenza, che è Ferraro. È entrato anche lui in questo secondo tempo a dar manforte ai suoi, probabilmente per spostarsi in avanti e cercare di impensierire la retroguardia patavina. Buono il passaggio ancora con una manovra del numero 5 sulla fascia centrale del campo di Zerò, poi aiutato da Bonual, buono la verticalizzazione, mette dentro un pallone, non arriva nessuno in maglia bianca, allora può allontanare sul numero 19 di Casa Vicenza Cadiù. Cadiù anche lui è entrato nel secondo tempo, prova a manovrare ma non c'è spazio per cercare il dialogo, blocca tutto ancora le maglie bianche del Padova, poi un tiro da distanza imprecisata e il numero 16 Ferraro che va al tiro, palla che termina abbondantemente a lato, nulla di fatto. Dopo 5 minuti di gioco ancora la formazione di Padova in vantaggio, un doppio vantaggio 2-0 con gol di Zanchi e di Soligo, e allora può giocare ancora con palla controllata dal numero 17 Ruffato costretto a tornare indietro sul portiere, che dà la palla al numero 8 Littamè,
palla controllata ancora da Littamè che tiene il pallone, poi guadagna un fallo perché c'è stato il fallo commesso dal suo avversario, e allora Littamè ancora con il pallone tra i piedi è pronto al lancio lungo, lo vede, voleva servire in mezzo al centrocampo il suo compagno, non ci riesce, palla che viene riconquistata ancora dalla compagine di Vicenza, persa in ogni caso perché prova a ripartire dalla parte opposta il Padova, pallone rinviato lungo dal portiere con un fisico veramente notevole, il portiere del Lanerossi Vicenza, blocca sul nascere ancora un tentativo del Padova di portare avanti il pallone, ci riesce in una doppia giocata, attenzione, buono questo pallone messo dentro dal numero 5 in maglia bianca, e poi c'è il numero 21 e il numero 21 che è Grossi, che va al gol. Lo avevamo visto entrare molto bene, Grossi è entrato benissimo in partita, timbra il terzo gol per la compagine di Padova al 7° minuto di gioco. 3-0 per Padova sul Vicenza, è un Vicenza frastornato, sicuramente non è riuscito tranne un paio di volte forse a portarsi dalle parti dei portieri del Padova, nulla di fatto però, e quindi ancora 3-0 la situazione che sorride ampiamente alla compagine in maglia bianca. Attenzione, è buona questa azione, va per le terre, però si lotta strenuamente, il tentativo poi di tenere questa palla la fa andare ancora su Grossi che viene anticipato, l'arbitro dice però che l'ultimo tocco è dello stesso Grossi, quindi nulla di fatto, e allora palla che può essere giocata in ripartenza dalla formazione del Vicenza, che rischia un pochino con questo passaggio tra portiere e il suo terzino, palla che viene abbondantemente controllata e gettata in fallo laterale. Può ancora spingere in avanti la compagine del Vicenza, fermato sul nascere il tentativo d'attacco, pallone lungo ancora, e allora ci riprovano ma vengono sistematicamente fermati con questo tentativo ancora non riuscito. Questa volta sbaglia anche il portiere, il numero 12 del Vicenza si fa un po' condizionare dal momentaccio della sua squadra e quindi non è tranquillo, è andato con questo rinvio ciccato, poi è andata bene l'azione, adesso può attaccare ancora il Lanerossi Vicenza che va al tiro, è un tiro che però non impensierisce il portiere numero 12 della compagine o 22 del compagine del Padova. Palla che ritorna tra le mani del portiere, il rinvio lungo abbondantemente oltre la metà campo, anche se il campo è un pochino più corto, però viaggia la palla in questo caso, viene avanti ancora l'autore del gol, il terzo gol, Grossi, punta l'uomo 1 contro 1, poi vede lo spazio, è stato generoso perché lì aveva la possibilità di andare al tiro e probabilmente di prendersi anche delle soddisfazioni, ha voluto mettere palla dentro in mezzo, cercare il compagno libero, non c'è riuscito, è occasione persa per la formazione del Padova. Ritorna ad impostare da dietro, come si suol dire, con il numero 12 Guarise che lancia lungo per cercare uno dei suoi, non lo trova perché trova la difesa assetata e vogliosa di far bella figura del Padova, palla dentro ancora con il pallone conquistato dall'altro portiere, questa volta di casa Padova, che lancia lungo ma non bene, e allora è ancora il Lanerossi Vicenza che sta provando ad intensificare il suo ritmo, ancora Vicenza in avanti, il suo numero 19 è andato al tiro, Cadiu,
palla che viene rimbalzata però sui piedi di Scremin che si porta avanti, poi ritorna sui suoi passi, va a complicarsi un po' la vita, palla che rimane lì, si rigioca ancora, attenzione a questo pallone controllato con qualche difficoltà, però è lì controllato, c'è una deviazione, vediamo sì, c'è la deviazione delle maglie bianche del Padova, quindi 18, andiamo a vedere 10 minuti e 49 minuti e 49 secondi quando sono le 18:04 per quanto concerne l'ora qui a Vittorio Veneto, al Paolo Barison di Vittorio Veneto, appunto, dove si gioca la prima finale, quella che vale per il terzo e quarto posto, che vede di fronte Lanerossi Vicenza e Padova, con il Padova in vantaggio nettamente per 3-0. Attenzione, Vicenza in avanti, cerca di riportarsi sotto, di riaprire la partita, ancora un bel dribbling in mezzo a un paio di maglie bianche, poi guadagna il numero 7, guadagna una punizione, Giacomo Basso. Vediamo, in queste giornate abbiamo visto parecchie punizioni calciate e anche qualcuna trasformata, un po' vuoi per magari gli errori dei portieri, per la potenza che certi giocatori riescono a mettere nei palloni da tirare verso la porta. In questo caso è buono, buonissimo, ed è il gol che riapre la gara del numero 7 del Vicenza, gol su punizione, molto bella, punizione molto bella, tirata molto bene, riapre la partita la formazione del Vicenza. Si risvegliano anche in tribuna i sostenitori del Vicenza, del Lanerossi, un marchio storico questo per quanto riguarda il calcio, un marchio che fa ricordare naturalmente grandi campioni, il più grande, insomma il più ricordato è senz'altro Paolino Rossi. Viene in avanti ancora la formazione in maglia bianca però del Padova, che cerca e dovrà cercare adesso di controllare la gara per non rischiare più la riaperta parzialmente, ancora sotto di 2 gol la compagine del Lanerossi, però ha riaperto la partita e vedremo che cosa nascerà in questa gara e questa finale, mentre transitano sotto la tribuna i ragazzi della Liventina, formazione di Motta di Livenza, che dal prossimo anno ha deciso di ripartire, attenzione, ha deciso di ripartire da sola dopo una fusione che era stata fatta con la Leo di Oderzo, quindi la Motta di Livenza ripartirà dalla terza categoria da sola. Si rigioca ancora, una bella imbucata per le maglie bianche, era Diserò che ci ha provato, non è riuscito a indirizzare la porta a indirizzare la palla in porta, quella che è andata un fallo laterale. L'arbitro ferma tutto, dice che c'è il fallo di un giocatore in maglia bianca e allora potrà giocare la ripartenza, potrà mettere ancora palla in mezzo all'area. Vediamo cosa nasce da questa azione. Palla che non arriva, palla che viene tenuta lì però in qualche maniera riconquistata dal Vicenza. Bene, entra ancora da solo in dribbling e contro-dribbling, palla che viene ribattuta dal diretto avversario del numero 7 Basso, l'autore del gol, galvanizzato appunto dal gol. In effetti si riporta sotto, c'è un fallo di mano che l'arbitro sotto la tribuna vede
mentre l'altro arbitro, che era dalla parte opposta, non aveva visto, era in posizione non buona per giudicare. E allora c'è la possibilità di ritornare ancora ad aprire maggiormente la partita. Vediamo se trasforma il giocatore numero 7, è sempre basso. È sempre basso, che va al tiro ed è gol. Il numero 7 di casa Lanerossi Vicenza trasforma il calcio di rigore, riapre decisamente la partita. Sul 3-2. Sembrava fatta per la formazione del Padova, l'avevamo detto, bisogna stare attenti e bisogna non mollare. Parzialmente avevano provato a portarsi anche più fuori della propria area di rigore, poi il Vicenza ha stretto anche questo, il tiro che non completa il suo giro del numero 8 della compagine Paolillo, della compagine del Vicenza. Palla che viene controllata ancora. Adesso è un buon momento sicuramente per la compagine di Basso se ne va. Numero 7 Giacomo Basso sta mettendo in mostra alcuni colpi importanti, ha trascinato i suoi per il momento ad aprire nuovamente la gara. Si rigioca ancora con palla tra le mani e rinvio lungo cercato. 17 minuti di gioco, ne mancano 3 al termine ed è una situazione di 3-2 molto rischiosa per la formazione del Padova. Tocca il pallone, guadagna il calcio d'angolo. Il Padova ancora in avanti con il tentativo di rimanere lì, rimanere alti, non concedere spazio al Vicenza. Poi scivola un giocatore del Vicenza ed è lo stesso Basso che stava per commettere fallo in mezzo all'area. Fortunatamente non è stato così. Attenzione ancora, il tiro viene murato con il giocatore del Padova in maglia bianca, il numero 5, che ha provato a mettersi in proprio, era Diserò, non c'è riuscito. Palla viene rigettata in avanti, osserviamo il tempo, 18:26, minuto e qualcosa da giocare per le speranze del Vicenza. Attenzione, in avanti il Vicenza che si fa rimontare, il numero 16 Ferraro, Aaron Ferraro si fa rimontare dal giocatore avversario e quindi gli blocca sul nascere il tentativo di portare in parità il match. In avanti ancora la formazione di Padova con ancora Padova in avanti, prova a giocare questo pallone, lo tiene distante naturalmente, sta per scoccare il 20° minuto di gioco che sarebbe il 40°, diciamo così. 20 per tempo, 19:33, una ventina di secondi al termine per chiudere con la vittoria del terzo posto per la formazione del Padova sul Vicenza, che ha peccato in apertura di gioco. Attenzione, ancora un'azione molto bella, la chiude altrettanto bene il giocatore numero 8 del Vicenza, che getta palla in fallo laterale ed è veloce la rimessa in gioco dei padavini che provano a girarsi, si gira bene in area e il grandissima parata del portiere del Vicenza, ma non basta, e allora 3-2 termina la gara per il
Padova che vince soffrendo nell'ultima parte di gara, 3-2 il risultato che dà il terzo posto alla compagine di Padova, mentre la quarta posizione è appannaggio della compagine appunto dell'Lanerossi Vicenza. Intanto è comparsa proprio sotto la postazione e sotto la tribuna anche la coppa, il trofeo che verrà consegnato, immagino, da Loris Bellè e gli organizzatori di questo splendido torneo che sta giungendo alle battute finali. E allora terzo quarto posto, la finale che si è conclusa con la vittoria per 3-2 del Padova sul Lanerossi Vicenza, e adesso ci apprestiamo a vedere la seconda finale, quella che vale naturalmente la vittoria del trofeo, la vittoria di questo torneo. E in campo ci saranno Fiorentina e Liventina, quindi formazione trevigiana. Motta di Livenza da sempre è una delle eccellenze della provincia di Treviso per quanto riguarda i settori giovanili, e quindi complimenti alla Liventina che è riuscita ad approdare a questa finale, dove affronterà una squadra di grido, una squadra di nome, insomma una viola. La vedete, le maglie sono bellissime, sono particolari, insomma il fascino di questa maglietta è indiscusso. Entrano le due formazioni in campo tra gli applausi del pubblico presente qui al Paolo Barison di Vittorio Veneto. Una formazione, quella della Liventina, che porta soltanto 12 uomini, e quindi Bergamo, Nunziata, Boso, Teso, De Gasper, Metasani, Zari, Manzatto, Basei, Tonon, Ghin e Zoppas. Allenatore è il signor Gianluca Bottin, mentre gli esordienti 2014 e 2015, tra l'altro c'è un 2025 che mi pare non possa essere esattamente in campo, quindi correggo. E sono Vadi, Bracali, Floridi, Cuccu, Nocentini, Guarducci, Romani, Valdambrini, Diatta, Prosperi, Fusi, Nicolini, Cola, Stocchi e Lamporesi. Allenatore il signor Leonardo Morgantini per quanto riguarda la compagine della Fiorentina, che adesso va alla stretta di mano con gli avversari. Liventina in mezzo al campo, sono in 12 i ragazzi portati a giocarsi questa finale. No, veramente sono qualcosa in più che però non mi sono stati comunicati, perché ne abbiamo soltanto 12, quindi ci scusiamo per la compilazione di queste liste. Allora andiamo a far partire il nostro cronometro, che vedrà appunto la compagine della Fiorentina giocare contro la squadra trevigiana della Liventina. Attenzione, un colpo in testa per il numero 11 della Liventina. Fortunatamente non è successo nulla, meno male. Colpo una testata che però non ha commesso e non ha provocato danni, fortunatamente. Ancora a giocare con la testa il numero 3, Cuccu. Poi lancio in avanti ancora controllato, prova a ripartire, poi c'è il numero 36 che è Diatta, che lo abbiamo visto giocare in precedenza nella semifinale contro il Calcio Padova, e ci aveva impressionato, insomma, per qualità di gioco e per quantità messa in campo. Ancora in avanti la compagine fiorentina, che spinge subito sull'acceleratore, ma sono bravi quelli della Liventina a fermare tutto proprio in area di rigore. 1 minuto e 11 giocati e vediamo già che il ritmo è elevatissimo. Cerca l'imbucata, è bravo, fa un buon lavoro Boso con il numero 3 sulla maglia. Poi il numero 8 Manzatto
ancora palla gettata via, poi ritorna Manzato, la dà in avanti a controllarla per quanto riguarda appunto il numero 9 di Casa Firenze, che è Nicolini. Pallone ancora con la parata, la prima parata del portiere della Liventina, Bergamo, che si esibisce tra gli applausi dei suoi tifosi qui al Comunale Paolo Barison. Calcio d'angolo lungo, calcio d'angolo che termina da una parte all'altra del campo. Per abbatterlo è stato il numero 8 Mattia Fusi. Palla che viene rigiocata, si muove in panchina il tecnico della Liventina dando qualche suggerimento ai suoi giocatori per cercare di fermare, di frenare il tentativo di accelerare sul match da parte della Fiorentina, che naturalmente vorrebbe mettere subito in chiaro i valori. Però dobbiamo dire che i valori visti dalla Liventina in campo nel pomeriggio sono molto buoni. Attenzione, 2 contro 1, è bravo a sciogliere la matassa il giocatore della Liventina, però stanno un po' rischiando forse il capitano. Adesso palla tra i piedi del numero 9 Basei, che cerca di trovare dialogo, non ci riesce, tiene lì palla, lavorano in 2, poi ancora Basei che la perde e allora può ripartire Diatta. Pallone fermato con il numero 4 Teso che lancia in avanti, Diatta che spinge i suoi, fascia destra del campo, la palla raccolta, la tiene, però la meglio la difesa della Liventina che cerca di lanciare, ci riesce anche a lanciare il numero 9 in maglia bianca della Liventina, che ci mette il fisico perché è sicuramente più massiccio del suo avversario che lo sta marcando. È la prima azione in avanti della Liventina che va a prendersi gli applausi del proprio pubblico. Palla in mezzo, non c'è nessuno, attenzione, palla che viene ridata con un po' di leggerezza indietro dal numero 8 Fusi. Subito dalla parte opposta è buona l'imbucata, Diatta, ma è molto bravo Bergamo in uscita bassa a dire di no ad un gol già fatto secondo me di Diatta. Molto buona questa azione, altrettanto buona la parata di Bergamo. È un 2014, sono tutti 2014 quelli portati dalla formazione della Liventina. Stessa cosa per quanto riguarda la Fiorentina con questo 2015 che è Datta, Moulaye, Mané, che ci aveva già impressionato in precedenza per velocità, per tocco di palla, insomma, per attenzione adesso la possibilità del numero 11 di andarsene, Ghin, Alessandro Ghin, che cercava di trovare il pallone, non lo trova più. Palla controllata con le mani dalla Liventina, che ha lasciato andare questi primi momenti di pressing totale della Fiorentina, li ha lasciati sfogare per il momento. Adesso sta respirando anche la Fiorentina. Giornata ideale comunque per giocare al calcio, perché si gioca sotto un bel sole, però c'è una arietta che permette di respirare, di non sudare poi più di tanto, quindi condizioni ideali per giocare al calcio, come si suol dire. Si arrabbia un po' il tecnico della Liventina con uno dei suoi giocatori, uno dei suoi ragazzi, che avrebbe voluto magari il rinvio un pochino più lungo. Bravo il numero 9, attenzione con questo pallone di Ghin che in uscita sul portiere numero 1 Vadi della Fiorentina ha cercato di beffarlo con un pallonetto, non ci è riuscito per poco Alessandro Ghin, pericolosissimo con questa azione in contropiede.
molto buona, tra l'altro l'azione in contropiede velocizzata, poi Ghin è riuscito anche a toccare il pallone. Buono Diatta che viene a prendersi il pallone ad aiutare i suoi, poi lancio lungo ancora con il numero 9 della Viola ancora in avanti a cercare il dialogo, non riesce il numero 9 che è Nicolini, Nathan J. Nicolini, con le mani in avanti per trovarlo ancora. Nicolini si gira, però è una fucilata tutta dalla parte opposta, deve gettarsi in scivolata il numero 5 Floridi. Palla che forse era fuori, no, l'arbitro lascia andare ed è la traversa di Diatta sul tiro che era stato deviato anche da un giocatore della Liventina. Si è fatto male un giocatore della Fiorentina intanto, perché stanno chiamando l'entrata del massaggiatore, ma non è successo nulla fortunatamente, soltanto una botta per il numero 9 Nicolini. Può spingere ancora la Fiorentina, non trova il pallone e allora ancora tutto su Ghini, tutto su Ghin in avanti per trovarlo, per cercarlo, per concedergli la possibilità che aveva provato e trovato prima di anticipare in uscita il portiere Achille Vadi della Fiorentina. Può giocare con le mani questa rimessa in gioco, Ghin che la fa correre questa palla, anticipato poi dal numero 10 Lamporesi, che prova ad uscire dal guscio della metacampo. Diatta anticipato nettamente dal giocatore della Liventina, che aveva visto leggermente fuori dai pali il portiere della Fiorentina, ha provato a beffarlo, non ci è riuscito, palla troppo facile, nessun problema per Vadi. Attenzione, il tiro di Klaus Kola, che si è girato molto bene, ha stoppato altrettanto bene il pallone, poi si è girato, se l'è portata sul piede favorevole e ha provato il tiro, palla che è terminata comunque abbondantemente a lato. In avanti ancora la formazione della Viola con Nicolini indietro per il numero 19 Nocentini, Leonardo Nocentini, classe 2014 anche lui. Calcio d'angolo che va battuto sul primo palo, si gira, poi va a complicarsi un po' la vita perché forse avrebbe potuto tirare un pochino prima. Ghin che fa sportellate, tiene bene Ghin, può entrare in area, poi allunga un pelo e viene rimontato dal suo diretto avversario, però tiene ancora, rimonta, va per le terre, vediamo? Sì, c'è il fallo commesso su Ghin, che è veramente sta giocando veramente bene lì davanti, perché sta tenendo in apprensione la difesa della Viola. Sta crescendo, sta salendo, e allora adesso il numero 3 Boso, Tommaso Boso, va alla punizione. Un uomo in barriera. Boso, una cannonata, poi non riesce Ghin a controllarla, e allora palla che può provare ad essere rigiocata dalla Fiorentina, così non è, e allora la gioca invece il numero 2 Nunziata, Santiago Nunziata. Palla ancora per lui, in maglia bianca, vorrebbe Ghin, lo trova forse con una battuta e una rimessa in gioco che una volta era da considerare fallosa, adesso la maggior parte delle rimesse in gioco non vengono fischiate. Questo ci rammarica un po', perché insomma sarebbe una delle cose principi da far spiegare a questi ragazzi. Attenzione in avanti, viene bloccato, poi Ghin che prova a ripartire a spallate, veramente bravo, sta facendo reparto da solo Ghin,
lo incitano dalla tribuna con il capitano vicino, il numero 9 Luca Basei. Guadagnano palla e lo stesso Ghin e lo stesso Basei vorrebbero più avanti i loro compagni, però c'è sempre il rischio, naturalmente. Vedete come la Fiorentina sta tenendo due uomini, due ragazzi al di là proprio della metà campo, marcati a uomo, e qui io sono contento perché finalmente si imparerà a marcare anche ad uomo, insomma, non soltanto, vedete come le marcature siano in... mamma mia, che rischio per il portiere della Fiorentina sull'appoggio in corta. Viene in avanti ancora, si muove bene, entra in area, un bellissimo pallone messo dentro, nessuno lo sfrutta a dovere. Ancora una traversa del numero 2 che è Guarducci, Gianmarco Guarducci, è andato al tiro, palla che è terminata contro la parte alta della traversa. Nulla di fatto, ancora 0-0 il risultato quando sono trascorsi 12 minuti e 43 di gioco qui al Paolo Barison di Vittorio Veneto, e lotta a sportellate che gli arbitri lasciano correre. Qui c'era forse il fallo su Ghin, Alessandro Ghin, che sta tenendo in piedi l'attacco da solo. Palla che termina fuori, la lascia scorrere il tecnico della Liventina che richiama all'opera i suoi. Palla giocata con le mani dalla Viola in avanti, palla che viene giocata per quanto riguarda la formazione viola. 13 minuti e 24 di gioco qui al Paolo Barison di Vittorio Veneto. Risultato di 0-0 in questa finalissima, primo e secondo posto per l'assegnazione del trofeo. Secondo torneo nazionale Vittorio Veneto, 22esimo trofeo ristorante da Loris. La coppa la vedete, il trofeo lo vedete nelle inquadrature, poi lo avrete già visto oppure lo continuerete a vedere, insomma, è davanti alla tribuna, in bella mostra. Palla che viene messa dentro sul primo palo, il colpo di testa sfiorato soltanto da Diatta, che poi va con il pallone a giocarlo sul numero 2 Guarducci, che cerca di girarsi e rimettere in mezzo all'area. Guadagna soltanto un calcio d'angolo per la Viola. Palla dentro, un altro missile lanciato ed eccolo Ghin che tiene palla, tiene botta ancora, forse c'era un fallo, l'arbitro dice di no e adesso concede il fallo sul numero 36 della Fiorentina, Diatta. L'arbitro alza il braccio, porta ai 9:15 regolari la barriera. Sta per scoccare il 15° minuto di gioco. Ricordo che si gioca sulla distanza di 20 minuti per tempo. In caso di parità in queste finali ci saranno i rigori. Tiro della Viola, fuori di poco, di pochissimo. Il tentativo poi non so se ho visto bene, ma aveva tentato di gettarsi Guarducci nella deviazione, non riuscito. Peccato per la Viola, perché è un'altra occasione, però adesso devono stare attenti quelli di Motta di Livenza, la Liventina, formazione della marca trevigiana che è in finale, attenzione ancora, che è in finale al Paolo Barison di Vittorio Veneto nel torneo nazionale, che ha visto la presenza di numerose squadre, Udinese, Lanerossi Vicenza, Liventina per l'appunto, Bassano, Leo Academy, Leo Oderzo, Mestre, Dolomiti Bellunesi, Borgo Rico Campetra United, il nuovo Pordenone, Charlins, Musane e l'Udinese Calcio, come vi dicevo, la Sestese, il Campodarsego, la Cittadella, il Cittadella ed il Treviso, insomma nominativi importanti per quanto riguarda il movimento giovanile non soltanto della marca ma a livello regionale e a livello nazionale, e complimenti naturalmente alla compagine di Motta di Livenza che ha guadagnato questa finale, sta tenendo alto il valore dei trevigiani con
questo pallone che viene controllato ancora da Alessandro Ghin, che cerca di portare lontana il più possibile questo pallone. Attenzione, Diatta va al tiro, chiama il pallone Bergamo e lo fa suo, pronto il rinvio lungo ancora per cercare il numero 9 Basei, non lo trova, però è Diatta dalla parte opposta. Adesso non c'è respiro tra le due formazioni che provano ad accelerare ulteriormente. Ancora Ghin, molto bene, poi Basei anticipato dal suo diretto avversario, controlla tutto ma spedisce in avanti dove non c'è nessuno in maglia bianca, e allora può controllare in maglia gialla questa volta il portiere degli esordienti della Fiorentina, Achille Vadi, classe 2014, nato il 3 gennaio. Palla controllata ancora, gettata lunga in avanti per respirare un pochino. Dobbiamo dire però che nonostante il massiccio attacco, diciamo così, che ha portato da subito la Viola, la Fiorentina, diciamo che si sta difendendo egregiamente molto bene la compagine di Motta di Livenza, che viene in avanti adesso con le sue punte. Basei che non riesce a controllarla, poi Ghin ancora che la dà bene dalla parte opposta e allora può giocarla ancora con passaggi ficcanti. Molto bene Basei che cerca di entrare, Basei controllato dal numero 5, commette fallo Basei e si riprenderà a giocare con una punizione per la Viola, che è pronta a ripartire con il suo portiere Achille Vadi, numero 3. Cuccu che fa viaggiare il compagno con il numero 19 sulla maglia. Ancora un'azione pericolosa di Lamporesi, che aveva cercato di incunearsi sulla fascia sinistra del campo, non c'era riuscita. Cuccu marcato molto bene dal giocatore della Liventina, poi Diatta che si gira, lascia partire un tiro. Era in fuorigioco? Ha alzato il braccio l'arbitro. La decisione appunto del fuorigioco per quanto riguarda la punta della Viola. In avanti può ripartire, lo fa con calma, provando a giocare dal basso la compagine del tecnico Bottin, Gianluca Bottin, tecnico della formazione di Motta di Livenza, mentre dalla parte opposta risponde Leonardo Morgantini, il tecnico della Fiorentina, ancora con una palla gettata via. In questo caso la fa sua la Viola con la spinta ancora, numero 19, numero 9 adesso con il Nicolini che prova a tenere palla, non ci riesce, palla che viene concessa alla formazione di Motta di Livenza per questo fallo in attacco. E allora sta per terminare il primo tempo, sono esattamente 19 minuti e 33 di gioco qui al Comunale Paolo Barison di Vittorio Veneto. Adesso è calato anche il sole, si avvicina la serata, piacevole serata che sarà conclusa dalle premiazioni e dai discorsi di rito di questo secondo torneo nazionale Vittorio Veneto, 22esimo trofeo ristorante da Loris 2026. Termina il primo tempo sul risultato di 0-0, come si rispetta in ogni finale che conta, e allora tra poco ritorniamo a farci sentire. Intervallo di Liventina Fiorentina con le due squadre che vanno a ricoccilarsi sullo punteggio di 0-0. Pochi istanti di pausa e poi inizierà il secondo tempo. Ricordiamo che se la partita dovesse terminare in parità si andrà direttamente ai calci di rigore.
E allora vediamo, sì, adesso possiamo rientrare. Liventina già in campo, ha sostituito il portiere, che è un po' una sostituzione quasi tutte le squadre hanno fatto e fanno. Rimane invece Vadi dalla parte della Fiorentina, va in campo invece il numero 12 Antonio Zoppas per quanto riguarda appunto il portiere messo dentro dalla formazione della Liventina, che prova a tenere viva naturalmente la speranza di aggiudicarsi questo trofeo, questo torneo importante qui a Vittorio Veneto. Parte subito, acceleratore giù, la Fiorentina che va alla battuta con il numero 15 Romani, entrato anche lui in questo secondo tempo. Romani per la Fiorentina, alza la mano, chiamalo, alza le mani, chiamalo, mamma mia, chiamato lo schema e c'è stato il colpo di testa di un giocatore della Fiorentina che ha colpito il palo, azione bellissima da calcio d'angolo e azione naturalmente che stava per procurare la gioia appunto alla Viola. Qui questa rimessa era secondo me da rigiocare, cerca il tiro a giro il numero 6 Prosperi, palla che vola alta sopra la traversa, nulla di fatto e allora può giocarla ancora in ripresa il numero 12 Zoppas della compagine di casa, diciamo di casa trevigiana in questo caso, la Liventina sostenuta dal proprio pubblico presente qui a Vittorio Veneto. Immaginiamo che da Firenze invece siano collegati con il nostro sito streamingsport.it, il canale YouTube di streamingsport.it, che permette a coloro che non sono riusciti a salire in Veneto, a salire in terra trevigiana, di seguire questa partita con le nostre telecamere. Il colpo di testa non riuscito da parte della Viola e allora prova a ripartire la compagine della Fiorentina, nulla di fatto. Il numero 9 Nicolini mette dentro questo pallone insidioso, palla che viene allontanata ancora dalla Liventina. È un momento particolarmente importante per la Fiorentina che sta stringendo i tempi, è bravo perché gli toglie la possibilità di andare a colpire. Diatta la rimette nel mucchio e il tentativo di deviazione del numero 9 in spaccata, Nicolini non riesce a centrare la porta. Attenzione a Ghin, attenzione ad Alessandro Ghin che se ne va sulla fascia sinistra del campo, cerca di tenere palla, la lotta come un leone, palla che però era terminata fuori. Sì, mi era parso anche a me che il pallone fosse terminato fuori, la fanno giocare da mezzo e allora può ripartire la compagine viola con questo lancio lungo in avanti per cercare il numero 27 della compagine, che in questo caso non è vediamo cosa nasce da questa azione. Ancora Diatta che prova a girarsi, ci riesce, 3 su di lui che in qualche maniera gli ostacolano il tentativo di mettere dentro questo pallone. Poi il fallo del numero 8 Manzato, effettivamente ci sta tutto perché lo sgambettino c'è stato, quindi nessun problema. Attenzione, il pallone che ancora danza pericolosamente davanti all'area di rigore della formazione di Motta di Livenza. Lancio lungo in avanti, a spallate ancora Alessandro Ghin che sta tenendo in piedi, come dicevamo in precedenza, sta tenendo in piedi il reparto offensivo della Liventina, veramente molto bravo, sta impegnando, sta dando veramente un aiuto notevolissimo ai suoi. E allora prova a ripartire ancora la Fiorentina, il colpo di tacco di Nicolini non riuscito, bloccato. Prova in avanti, ha visto anche lui fuori dai pali leggermente il portiere Achille Vadi e ha provato a beffarlo con un
pallone lungo che però non si è alzato più di tanto e nulla di fatto per quanto riguarda questo pallone che termina fuori, può essere rigiocato con le mani, rimessa in gioco al 4 minuto e 33 di questo secondo tempo, sempre sul risultato di 0-0 qui al Comunale Paolo Barison di Vittorio Veneto. Diatta che si infila, Diatta che mette dentro questo pallone, riesce in qualche maniera però la difesa della Liventina a salvarsi, allora ancora con palla su Diatta, giocano i due con il numero 15 che mette dentro questo pallone, gli è scappato ma è riuscito a farlo suo ancora il portiere della Liventina, che poi il numero 12 fa un rinvio lunghissimo, palla che non arriva dalle parti di un giocatore della Liventina, quindi nulla di fatto, può giocare ancora, però tiene la Liventina nonostante la pressione quasi continua della formazione viola, che dal primo minuto di gioco ha provato ad accelerare notevolmente, a cercare di velocizzare, come dicevo, e di far giocare in velocità i suoi attaccanti, soprattutto punta l'uomo, lo trova, poi non riesce però a mettere dentro il pallone. È bravo Matteo Metasani che mette in fallo, anzi è calcio d'angolo al minuto 6, calcio d'angolo per la viola, mette dentro il pallone, Diatta lo batte di testa, non lo sfiora e non lo tocca il numero 2 Nunziata, Santiago Nunziata, poi un po' uno sbaglio, un errore e si concede un calcio d'angolo a favore della Fiorentina. Ancora doppia mano alzata per chiamare lo schema che non va, non funziona, e allora prova ad allontanare, ci riesce anche la Liventina ad allontanare, va a prendersi palla, lo controlla molto bene, poi c'è il secondo arbitro che sulla parte opposta alla tribuna chiama il fallo e concede naturalmente la possibilità di ripartire con le mani alla formazione della Fiorentina. 0-0 sempre il risultato, non si sblocca, 6,50 giocati, quindi sono 14 minuti circa che mancano al termine di questa gara. Se rimarrà il pareggio si andrà ai calci di rigore. Attenzione, il tentativo di rovesciata in volo, mezza rovesciata, non riesce, e poi il discorso viene chiuso dal numero 3 Cuccu, che prova a far viaggiare i suoi con molte difficoltà. Palla che viene controllata dalla compagine della Liventina, poi persa. Riparte la viola, colpo di testa di Alessandro Ghin, anzi no, e adesso Ghin che va a pressare. Ha giocato molto bene veramente Ghin. Giocatore interessante questo Ghin della Liventina. Palla che viene gettata in mezzo, non riesce a controllarla meglio. E adesso si muovono un pochino i tifosi di casa Liventina che giocano in casa in provincia di Treviso, naturalmente tengono attenzione a Diatta che va su Nicolini che prova ad impattare subito sul tiro, non riuscito perché rimbalza contro un avversario. È un momentaccio adesso per quanto riguarda la formazione della Liventina, che si è salvata anche in questo caso, però diciamo che sta giocando difensivamente ma con ordine, senza mai concedere nulla di più ai propri avversari, ai propri più quotati avversari, almeno sulla carta. Basei cerca di girarsi, anzi non è Basei, mentre Ghin lo vuole viaggiare lungo, va in pressing ancora altissimo sul portiere, costretto a lanciare lungo. Nicolini 1-2 molto buono, poi il numero 6 di casa Metasani mette fuori, palla ancora presa dalla viola con Nicolini,
Nicolini con il numero 9, Nicolini, attenzione Diatta che si muove, viaggia orizzontalmente al campo, mette dentro questo pallone, c'è il fuorigioco per quanto riguarda il pallone che viene fischiato, l'azione che viene fischiata appunto è fermata per concedere una ripartenza alla compagine di Motta di Livenza. Il tecnico Bottin sta parlando con Basei che è uscito precedentemente, adesso Basei dovrebbe ritornare in mezzo al campo. Vediamo questa azione ancora con Diatta che ferma il suo diretto avversario, può ripartire la Viola ancora con Nicolini con il pallone che viene dato per andare a riprendersi questo pallone, lancio lungo con il punteggio fermo sullo 0-0 al 10:32 di gioco qui al Comunale Paolo Barison di Vittorio Veneto. L'azione viene fermata ancora, fallo laterale, si gioca con le mani adesso il pallone ancora per Ghin che lascia passare, è interessante questa azione, poi viene bloccato il tutto, peccato perché sta veramente lavorando e giocando da solo lì davanti a tenere il reparto avanzato, tutto lui, bravo ancora con Nicolini, con questo pallone che non vuol saperne di entrare in area di rigore, ancora con Alessandro Ghin che va ad impensierire la retrovia della Viola, che adesso soffre un pachino e andrà alla battuta il numero 6, mi pare, se non leggo male, Matteo Metasani. Ancora il pallone che deve essere calciato dalla bandierina, palla lunga, non riesce nella deviazione il giocatore tutto dalla parte opposta a dove è stato battuto il calcio d'angolo, peccato. Ottima occasione ancora portata dal duo d'attacco, in questo caso il numero 11 Alessandro Ghin che sta lottando come un leone lì davanti per tenere il pallone il più lontano possibile dalla propria area di rigore, sta lottando come un leone anche il difensore su Nicolini, palla lunga ma non arriva a compimento e allora viene ripresa da Diatta che sulla fascia destra del campo si gira, appunto l'uomo, passo 2, uno dentro, attenzione, bravo, riesce in qualche maniera a fermare il giocatore Diatta ed è Matteo Metasani che costringe allo stop a fermarsi il giocatore della Viola che ha difficoltà ad alzarsi, poi fortunatamente nessun problema. 12 minuti e 36 da giocare, 12 minuti e 36 già giocati per la verità, e allora c'è il tentativo di rimettere palla dentro da Valdambrini non controlla bene questo pallone, palla che termina abbondantemente sul fondo e allora nulla di fatto, palla rigiocata ancora dalla Liventina. Alessandro Ghin che cerca di tenerla, però arriva un po' di stanchezza anche nelle gambe e attenzione, riparte la formazione della Liventina con il numero 7 che non riesce, però era Cristian Zari che non riesce a controllare in prima battuta il pallone, poi in seconda battuta è stato rimontato dal suo diretto avversario. Palla ancora controllata, attenzione, bravissimo, molto bene, scivola e riesce anche a rimettere palla fuori, poi incessante il pressing e la spinta della Viola che prova in tutte le maniere ad aver ragione di una ottima Liventina. Manda dentro nella mischia anche il numero 2 che è Guarducci, palla rigettata in avanti, viene Vadi a farla sua con le mani, poi palla che prova ad essere rigiocata e ripulita da Diatta che si gira, punta l'uomo, ormai è questa la sua classe e il suo stile inconfondibile. Poi c'è un colpo con le mani e quindi nulla di fatto, si blocca lì
c'è da soffrire. 14 minuti e 18 secondi di gioco qui al Comunale Paolo Barison per la finale del secondo torneo nazionale Vittorio Veneto, 22esimo trofeo ristorante da Loris. Risultato di 0-0 in questa finalissima, primo e secondo posto. Vediamo cosa ci riserverà. Intanto rientra il numero 9 della Fiorentina in panchina. Nulla di fatto per il numero 9 Nicolini, che si è impegnato sì, però non ha trovato risoluzione. Alessandro Ghin dall'altra parte fa sportellate con il suo diretto avversario e forse anche con più di uno. Diatta che spinge ancora, punta sull'uomo, punta sul fondo, poi mette dentro questo pallone che viene controllato dal portiere della Liventina. In avanti ancora, attenzione all'anticipo riuscito. Diatta, non c'è pace adesso, non c'è un attimo di stop, viene in avanti ancora la Fiorentina con questa azione a martellare la difesa della Liventina. Diatta ancora, vediamo se va per le linee orizzontali, sì, poi ritorna indietro perché si chiude bene anche la Liventina. Adesso dovrebbe provare a salire, però per noi è facile qui, anche se sono giovanissimi, hanno speso veramente tantissimo in questa gara entrambe le squadre. Attenzione sulla fascia sinistra del campo, se ne va, poi la palla termina in fallo laterale, allora potrà giocare con le mani. Una rimessa in gioco la Liventina al minuto 15:59, ovvero 16° minuto di gioco, 4 al termine della seconda frazione di gioco, e si dovrà andare ai calci di rigore se rimarrà appunto la situazione in fase di parità. Attenzione in avanti la Fiorentina, 2 contro 1, poi rimedia in qualche maniera il rinvio lungo. Diatta ancora, la mette a terra, ha difficoltà a rimetterla a terra, poi punta l'uomo, è un po' la sua caratteristica, va verso il fondo, mette dentro ancora, palla che viene controllata da un giocatore della Liventina. L'arbitro vede, controlla e fischia, ed è una ripresa di gioco da parte della compagine di casa, diciamo così, trevigiana. Liventina 16:41. Si soffre qui al Barison di Vittorio Veneto. A soffrire sono chiaramente i tifosi della Liventina, che stanno però prendendosi questa gioia e questa prestazione stupenda dei propri giocatori, dei propri colori, perché sia nella semifinale contro la compagine dell'Lanerossi Vicenza vinta per 2-0, sia in questa finalissima, veramente una prestazione sublime, una prestazione molto molto buona per la compagine allenata da Gianluca Bottin, che veramente potrà essere, comunque vada questa sera, insomma, potrà essere estremamente contento, estremamente felice dei suoi giocatori. Hanno fatto una gara veramente stupenda. Esce ancora la Liventina con pallone tra i piedi, poi ci prova, e ancora un fallo commesso dal numero 6 Diego Prosperi, che ferma così l'avanzata della Liventina. 17:52 minuti primi. Si inginocchia Bottin davanti ai suoi ragazzi, insomma gli sta chiedendo di dare tutto quello che hanno, e chiaramente lo stanno facendo, lo stanno mettendo, anche perché hanno di fronte una squadra importante, insomma, nel panorama calcistico italiano. La Viola è la squadra di Firenze, la squadra fiorentina, anche se quest'anno ha avuto qualche problema, per il momento sembra anche risolto per quanto riguarda si era ventilata addirittura una possibilità di retrocessione, che potrebbe essere, ed è sicuramente cancellata. Adesso viene in avanti, quindi giocare contro una formazione di questo rango è sempre un onore per i ragazzi della Liventina, che comunque sono da sempre come una delle società più importanti nel settore giovanile trevigiano, quindi direi bene la loro prestazione per il momento. Ancora la Viola che cerca in tutti i modi di perforare il muro che ha messo lì la formazione di Bottin. C'è il fallo da dietro, l'arbitro lascia correre, ancora in avanti, spinge ha portato
ha portato indietro, ha fatto rientrare il numero 9 Basei, lo ha messo però un po' a giocare dietro le punte, lasciando davanti Ghin, e poi il numero 7 che è Zari, che stanno giocando decisamente bene. Attenzione, una spinta, 2, palla a terra, palla che viene riconquistata da Achille Vadi, il portiere della Fiorentina, che mette lungo, rinviare, poi un tentativo di rinvio che termina sul volto di un giocatore della Fiorentina, palla che è preda della Liventina. Termina e si va ai calci di rigore. 19:59, un secondo d'anticipo, ma bene così. È una finale che va ai calci di rigore. Per quanto riguarda la Liventina è sicuramente una prestazione molto molto bella, molto valida. La Viola le ha provate tutte, a sfondare e a cercare di segnare quel gol che gli avrebbe permesso di non prolungare il termine di questa manifestazione con i calci di rigore. Invece non c'è riuscita, peccato, perché chiaramente ha messo in mostra una maggiore tenacia, una maggiore anche tecnica, se vogliamo, in alcuni giocatori. Però dalla parte opposta, da parte della Liventina, ci sono stati dei giocatori che hanno veramente risposto alla grande al loro mister e hanno raccolto questo risultato, questo 0-0 dopo i 40 minuti regolamentari. Adesso ci sarà l'appendice e la lotteria, come si chiama, dei calci di rigore. Vediamo, non sappiamo poi quanti saranno i calci di rigore da tirare, perché cambia anche il regolamento, quindi cambia anche la possibilità di vedere quanti rigori saranno tirati. Quindi aspettiamo e attendiamo di vedere, di capire anche noi appunto quanti saranno i calci di rigore che dovranno essere assegnati. Vediamo se riesco a raggiungere telefonicamente uno degli organizzatori e cercare di capire e di sapere quanti sono i calci di rigore che verranno tirati. Vediamo se Giampiero Casagrande, che sta all'alto, sto disturbando, che sta trasportando un tavolo per le varie premiazioni. Vediamo se riusciamo poi ad averlo al microfono, o quantomeno al telefono, perché possa dirmi quanti sono i calci di rigore che andranno tirati in questa finale. Intanto la porta scelta per tirare i calci di rigore, con tutte le squadre che stanno scendendo sul terreno di gioco. È molto bello questo colpo d'occhio che stiamo vedendo. Quindi non ho avuto risposta da Giampiero, ma chiaramente sta lavorando, e quindi io gli sto soltanto rompendo un pochino. Vediamo se riesco ad averlo. No, direi di no. Quindi lasciamo stare e vediamo poi di cercare di capire, insomma. Intanto vediamo i due portieri. Vediamo, scelti i due portieri intanto, perché quelli penso che non si potranno cambiare. Vadi rimane per la Fiorentina e il numero 1 Bergamo per quanto riguarda... forse c'è il 12. Primo tiro effettuato, il calcio di rigore, primo rigore trasformato per la formazione della Liventina. 1-0 per Liventina. Chiedo anche al tecnico, che so essere un esperto di calci di rigore, di tenere a mente anche lui, e due menti così, insomma. Vediamo la Fiorentina che va a tirare dagli 11 metri, para
para il portiere numero 12 che è Zoppas. Rimane 1-0 sempre. Un po' di desolazione per il giocatore della Fiorentina che ha sbagliato il calcio di rigore. E adesso ancora Liventina dagli 11 metri con Vadi che alza le braccia, va a trovare la posizione, fischia l'arbitro ed è buono anche questo rigore. 2-0. 2-0. Ed il numero 12 Zoppas, Antonio Zoppas, è andato a consegnare personalmente la palla al giocatore della Fiorentina, che ha un compito mica da ridere adesso. Ed è gol. È il numero 21 ed era Stocchi, Davide Stocchi, che porta i suoi al primo rigore trasformato. 2-1. Altro calcio di rigore per la Liventina. In porta c'è sempre Vadi, Achille Vadi, portiere della Fiorentina, nato il 3 gennaio del 2014. Fischia l'arbitro ed è buona ancora. 3-1. Diciamo che stanno battendo i calci di rigore benissimo. Stanno battendo i calci di rigore benissimo. È rientrato Nicolini con il numero 9. Nicolini, Nathan Jai, 25 marzo del 2014. Questa è la sua data di nascita. Fischia l'arbitro. Nicolini è buona. 3-2. 3-2. Anche Vadi va a consegnare la palla. Questa volta però la getta un po' così, poi piano piano va indietro. Sono tutte scaramanzie, sono tutte prove per attenzione all'arbitro che va al fischio. E questa volta è un altro gol. 4-2. 4-2. La Liventina ha calciato in maniera splendida. La Liventina ha calciato veramente in maniera splendida. Mi pare sia il numero 19, Nocentini. Mi dicono che se sbaglia dovrebbe essere fatto. 19 Nocentini. E la parata, in effetti è così. 4-5-2. Vince la Liventina. 4-2, sì. Vince, mi sono fatto prendere dall'emozione anch'io. 4-2, avevo consegnato un altro gol. Vince la Liventina il secondo torneo nazionale Vittorio Veneto, 22esimo trofeo ristorante da Loris. Grande Liventina, grande prestazione, grande partita contro una grande Viola ed è una bella finale questo per la formazione di Motta di Livenza. Complimenti, complimenti veramente. Allora io vedo di scendere un attimo Enzo per effettuare delle interviste e poi ritorneremo a concludere proprio dal campo del Paolo Barison.
Allora, vediamo se riesco ad avere subito il patron qui, rimanga anche lei, Presidente. Caro Loris, caro dottor Loris, si chiude un altro bel torneo e con una vittoria di una formazione di casa. Sorprendente ma felice che una dilettante sopraffa una professionistica ambita, insomma, ecco una bellissima partita. È stata una bellissima partita, veramente. Sì, bene, siamo contenti che ci siano sempre delle sorprese in questo torneo, come ogni anno. Direi che tutto bene, insomma, il pubblico, le squadre che hanno partecipato, diciamo che continua a dare un segnale ai settori giovanili questo torneo. Beh, diciamo di sì, intanto una bellissima giornata, abbiamo avuto un po' di fortuna sulle giornate, il pubblico splendido, non ci sono state contestazioni, eccetera, tutto ha funzionato bene. Diciamo che dal punto di vista tecnico non sono il più adatto a dare dei giudizi, diciamo così. No, io mi sono già espresso, aspetta che ci mettiamo da questa parte, mi sono già espresso dicendo che forse, ma questo è un po' tutto il movimento italiano che sta pagando, forse i settori giovanili sono un po' in crisi e si vede, perché negli anni passati, se ben ti ricordi, si vedeva, non diciamo il campione, ma si vedeva già qualcuno che avrebbe potuto eccellere. Qui si è visto qualcosa di buono, però con un pochino più di difficoltà. Sì, io ho visto solo la finale, non ho visto le altre partite, ma mi pare che anche sulla Leventina c'erano dei bravi elementi, quindi vuol dire complimenti alla Leventina. No, complimenti alle 4 squadre che sono arrivate, e complimenti anche al Treviso e al Cittadella che hanno messo in campo, non so se l'hai vista la partita, la finale del 7º-8º posto, ha messo in campo veramente dei buoni giocatori, quindi complimenti Loris. Purtroppo non ho visto, ma comunque complimenti a tutti, diciamo così, insomma, ecco. Grazie a Loris Bellè. Vediamo se riesco ad avere il Presidente intanto. Ah no, non riesco. Beh, Sindaco, intanto diciamo qualcosa anche da questa posizione, insomma è sempre un bel colpo d'occhio vedere tutti questi ragazzini. No, assolutamente, è un bellissimo evento, io ringrazio veramente la Falmec Vittorio Veneto per il lavoro che sta portando avanti, per quanto cura i ragazzi, l'organizzazione dell'evento che è importante, voglio dire con squadre che vengono a livello nazionale, quindi per noi, per Vittorio Veneto è un onore, insomma, avere questa possibilità di ospitare questo importante torneo. Poi questo stadio, insomma, è storico, questo stadio è sempre, sì, mi dicono di farci vedere, insomma, sì, questo è storico questo stadio, quindi insomma qualsiasi cosa si faccia qua viene bene. Il Barison è lo stadio a cui tutti noi di Vittorio Veneto apparteniamo, è uno stadio storico, siamo veramente legati a questo stadio e quindi, per il nome anche che porta, quindi voglio dire grazie veramente per tutto quello che è stato fatto e anche appuntamento penso al prossimo anno. No? Grazie Sindaco, grazie. Mauro, vediamo se riusciamo ad avere anche Mauro Tonon, Presidente appunto del Vittorio. Noi siamo lì e quindi guardiamo da questa parte. Buonasera a tutti. Direi che conclusione per una trevigiana che vince, insomma, ma a parte quello è stata una gran bella partita, un gran bel torneo, insomma abbiamo visto dei bei elementi, quindi direi che anche quest'anno si chiude bene. Sì, sono sempre grandi soddisfazioni, soprattutto quando si vede questo livello di calcio che insomma permettere a questi ragazzi del nostro territorio di sfidare società più blasonate, ovviamente professioniste, questa è una bella opportunità per loro. La finale è stata bellissima, forse la Fiorentina ha spinto un po' di più per il gol, poi la lotteria dei rigori è stata così, però siamo molto contenti che ha vinto la nostra squadra perché era un po' di anni insomma, sì, che... Non so se sia la prima volta o cosa. Non ho, ho le ultime 4 edizioni, sicuramente no. Prima bisognerebbe chiedere alla memoria di Loris qui che lui si ricorderà bene. No, lui è rimasto particolarmente contento appunto della vittoria della Liventina e ci crediamo anche perché insomma la Liventina è da sempre uno dei settori giovanili più importanti a livello giovanile. Sì, è il punto di riferimento qui in zona, sicuramente nel Trevigiano e nel Veneziano, lo sappiamo, lo sanno tutte le società. Noi come Vittorio stiamo cercando anche noi di lavorare bene sul settore giovanile, quest'anno abbiamo fatto dei bellissimi risultati e siamo soddisfatti perché comunque abbiamo le massime categorie in tutte negli allievi, nei giovanissimi e nelle juniores, e il prossimo anno le manterremo e quindi dovremo costruire ancora per fare meglio ancora di quest'anno. Se le chiedo Presidente
Sicuramente ci sono già novità in casa Vittorio. Io ho sentito mormoro, un mercato fa oro il nuovo direttore sportivo, lo confermiamo, non lo confermiamo, che mi dice? Sì, fa oro, possiamo confermarlo, confermeremo la prossima settimana, ormai è ufficiale, e poi dal punto di vista burocratico aspetteremo un attimo a annunciare chi sarà il nuovo allenatore. Già la prossima settimana sentiremo un po' tutti i giocatori che hanno passato la stagione con noi e vediamo, il prossimo anno sarà sicuramente da lavorare bene per riprendersi quello che abbiamo perso quest'anno. Sa che vi aspetta un campionato difficile perché c'è l'immagine dell'Ia Piave che è sceso ed è risalito subito, quindi non potete fare in modi diverse. No, dobbiamo provarci, poi ripeto, il campo parla, è il campo che parla e quindi vedremo come andrà. Io mi auguro che insomma dobbiamo riuscire a fare il meglio possibile per riportarci di nuovo in eccellenza. Benissimo, vi aspettiamo. Grazie, buona serata. Grazie a Mauro Tonon, presidente appunto del Calcio Vittorio Veneto. Vediamo se riesco ad andare da qualcuno per quanto riguarda delle interviste da effettuare. Stavo guardando dov'era la Liventina che è lì. Ho inquadrato il mister, quindi vediamo se riesco ad andarci e a trovarlo. Buonasera a tutti intanto. Allora vediamo se riesco. Mi sta guardando malissimo, come dire, questo viene qua da me. Direi che bene. Siamo stati molto bravi, fortunati, sul gioco eritava la Fiorentina, però noi ci siamo difesi e poi alla fine è andata così. Alla fine io in diretta ho detto che avete battuto benissimo i calci di rigore. Sì, insomma dai. E dopo in porta abbiamo un buon portiere. Sì. Perfetto. Tutti e due. Sì, tutto a posto. Sì. Che cosa dice a questi ragazzi questa sera? Sono stati bravissimi, siamo andati al di sopra di ogni aspettativa, l'unica squadra nelle semifinali dilettante, cioè siamo stati eccezionali. Direi proprio di sì. Abbiamo preso neanche un gol, più di così non si può dire niente. Bocca al lupo e buon futuro. Repi, grazie mille. Grazie a te. Vediamo se c'è l'allenatore. Chi è che vuole dirmi due parole? Chi è il mister? Eccolo qua, sì. Mister, ci avete provato in tutte le maniere? Noi ci proviamo sempre, sì. L'importante per noi è la crescita dei ragazzi, vivano queste esperienze, sicuramente poi la sconfitta deve essere un punto per loro anche di formazione del carattere proprio, per capire che comunque puoi fare ancora di più, però orgogliosissimo dei ragazzi, si divertono, fanno queste esperienze fuori, mettono dentro il campo tutto il lavoro dell'anno, quindi c'è solo da fare i complimenti. Complimenti agli avversari che sul campo hanno vinto, quindi è stata meritata e grazie a tutti per l'organizzazione, perché comunque tutti gli anni che veniamo organizzazione da parte di Loris e tutte le società che sono qua impegnate, impeccabilissime. Ormai siete alla terza partecipazione, cos'è? Il secondo, terzo anno che ci siete? Più o meno. Terzo anno forse perdiamo la finale, che ci siamo forse sono vero, più di 10-12. Sì, è vero, quindi bisogna cancellarla questa. No, vabbè, come ti ho detto prima, l'importante è che si divertano ragazzi e sia un contesto bello di crescita globale. Poi la partita la vinci, la perdi, quello parla il campo e siamo contenti così. Sì, voi ci avete provato perché effettivamente anche il mister della Liventina ha detto loro hanno attaccato, noi siamo riusciti a salvarci e a difenderci bene, però insomma il gioco l'avevate fatto, l'avevate provato. Sì, no. Infatti bravi ragazzi, bravi loro che si sono difesi bene, finita a rigore, ha vinto loro, gli facciamo un applauso e adesso le festeggiamo quando alzano la coppa, giusto così. Complimenti. Grazie a voi ragazzi. Grazie. A voi. Grazie. Bene, ringraziamo il mister della Fiorentina. Volevo andare qui dal campo d'Arsego, giusto? Sì, ecco qui il mister, venga qui. Io sono venuto qui perché ho visto un bellissimo gesto che ha fatto durante la gara. Mi dica se ho sbagliato, ma non penso perché stavamo... Bravo, perfetto. Quello ci è piaciuto tanto, eh? Non a tutti purtroppo. No, ma non dica così. No, Perché è giusto insegnare ai ragazzi che insomma è vero, perché ha fatto un gesto che dice vabbè, puoi risparmiartelo. poi gli ho detto al ragazzo che aveva sbagliato, lui l'ha messo e poi è rientrato tranquillamente, insomma, quindi. Complimenti però. Grazie. Bene, e poi sotto il profilo del gioco come è rimasto? Potevamo fare meglio. Ecco, Però poi avevate fatto quello, quindi...
Vabbè, insomma, l'importante è che i ragazzi siano divertiti e abbiano capito, insomma, abbiano migliorato rispetto a una settimana fa, insomma, ecco, quindi ogni esperienza è sempre positiva. Complimenti mister. Grazie a lei. Grazie a tutti quanti, grazie, grazie. E allora vediamo se abbiamo qualcun altro qui da avvicinare. Vicenza ha voglia di parlare? Come no no? Come no no? Chi è che parla qui? Lei? Ah dai. No, chiedevo se aveva voglia di parlare perché, no, ma dico perché magari non ha sorriso e non ha raccolto quello che volevate, magari un pochino di più? No, assolutamente, i ragazzi sono stati fantastici, sono stati 3 giorni impegnativi. Sì. E quindi abbiamo visto comunque all'interno di questi 3 giorni una crescita da parte dei ragazzi, che è quello che conta al di là del risultato, e quindi noi siamo contentissimi di aver raccolto questo 4° posto, siamo contenti che i ragazzi crescano, ecco, questa è la priorità nostra, ecco. Avete affrontato poi proprio la Liventina che ha vinto poi il torneo e lì avete trovato un po' di difficoltà. Sì, loro molto organizzati, preparati, hanno delle individualità importanti e hanno accettato l'1 contro 1 i duelli. Abbiamo fatto una bella partita e si è venuto fuori un po' sul secondo tempo, però ormai era tardi, però complimenti a loro per il lavoro che stanno facendo, bella realtà. Beh, complimenti anche al Vicenza perché insomma dopo anni insomma, si ritorna a parlare perché non dico che mancavate, però insomma in questo tipo di tornei finalmente c'è anche questo marchio che è importante. Certo, però comunque questo lavoro non è casuale perché stiamo facendo un bel lavoro dai più piccoli, squadra, certo, anche prima squadra, certo, quindi poi dopo va a cascata. Quindi piano piano stiamo cominciando a raccogliere quello che abbiamo seminato e siamo senz'altro contenti. Ecco. Ho fatto i complimenti, sono andati dal Campodarsego qui perché ha fatto questo gesto di tirar fuori questo ragazzino che era passato sotto la tribuna facendo stare zitti quelli che incitavano. E gli ho fatto i complimenti perché ha detto, è fatto strano, mi ha detto, ma non sono tutti d'accordo con quello che ho fatto. Il ragazzo del Campodarsego? Sì, il ragazzo del Campodarsego è stato tirato fuori. Okay. Probabilmente genitori o qualcuno non è d'accordo su quello che è successo. No, ma qui prima di creare giocatori e sviluppare il talento nei ragazzi, quello che abbiamo degli uomini che sanno comportarsi, che abbiano dei valori che poi possono portare nella quotidianità e nella vita, insomma, per affrontare situazioni più importanti. Questa è la prima cosa che bisogna fare, perché di campioni ne capitano poco, 1 su 100.000, sappiamo bene quali sono le proporzioni e quindi è giusto che il calcio sia un divertimento e sia una palestra per costoro per fare una crescita importante. Ecco, questo è. Molti non la pensano così. Dobbiamo perché siamo noi a guidare questi ragazzi. Oggi è ancora sempre più difficile perché la società non ci aiuta, purtroppo bisogna dire le cose come stanno e quindi dobbiamo essere delle linee guida per questi ragazzi. Sì. Mister non voleva parlare, siamo qua da 2 ore, grazie. Grazie a lei. Grazie, in bocca al lupo, grazie. Bene, ringraziamo gli ospiti che abbiamo avuto e che abbiamo qui. Noi possiamo concludere anche con queste interviste da qui e lascio alle riprese appunto di Vincenzo Russo il termine di questa giornata. Il presidente del Vittorio Falmec San Martino Colle Mauro Tonon, il Lane Rossi Vicenza. Saliamo sul podio, terza squadra classificata, il Padova.
seconda squadra classificata, la Fiorentina. Prima squadra classificata succede nel lato d'oro al Monza, la Juventina. Grazie di nuovo a tutti coloro che hanno partecipato, pubblico, squadre. Arrivederci all'anno prossimo, a tutti buon proseguimento di serata e buon rientro alle vostre abitazioni.